Ultima puntata con Centro Anch'io speciale, storia della televisione italiana. Siamo agli anni 2020, quindi stiamo parlando dei programmi proprio più recenti e oggi siamo in compagnia di Francesco, vero? Ciao Francesco, ben trovato, grazie. Tu di dove sei? Di che ti occupi? Di Calvisano e sono uno studente di economia. Come va? Bene? Sì, però sono in corso. Sì, a che anno sei? Al terzo. Al terzo anno, insomma, quindi sei proprio nel cuore del percorso accademico. Allora, ecco, siamo negli anni 2020, tra poco parleremo di questo programma con il professor Simonelli, proviamo a indovinarlo. Io ti do una serie di indizi, quando tu pensi di averlo intuito, se lo conosci bene, altrimenti non importa, mi blocchi e dici ok? Allora, è una miniserie televisiva, produzione britannica, genere drammatico, poliziesco, giallo, thriller, episodi hanno questa caratteristica che sono stati girati in un unico piano sequenza, protagonisti sono i giovani, molto giovani, adolescenti, ha creato scalpore e dibattito nell'opinione pubblica, è visibile sulla piattaforma Netflix dal 15 marzo del 2025. Ti viene in mente, sai, il titolo di questa miniserie televisiva? Devi pensare solo alla parola adolescenti e tradurla. Adolescence. È questa, è proprio questa, ce l'abbiamo fatta. Tu hai visto qualche puntata, ne hai sentito parlare? Sentito parlare vagamente. Sentito parlare, poi ovviamente sei impegnato nello studio che non puoi dedicarti ad altro, mettiamolo così, e con altro abbiamo detto tutto. Sigla e tra poco ne parliamo, grazie. Centro Anch'io. Bene, allora professor Simonelli, con Francesco che è giovane siamo arrivati a un prodotto giovane di questi anni, proprio Adolescence. Perché professor Simonelli? Perché Adolescence rappresenta una trasformazione fondamentale degli ultimi anni, a fare non solo spettacolo ma a fare anche opinione attorno ad Adolescence. È scatenato un grande dibattito di tipo socio-culturale, non è più la televisione generalista in questo caso ma la televisione tematica, addirittura le piattaforme, cioè non aspetto che la televisione mi proponga un appuntamento con qualcosa, ma sono io che so che c'è in questo grande supermercato delle storie, vado a prenderla, la vedo come, quando e dove voglio. Questo è il grande cambiamento, insomma, il palinsesto lo fa il destinatario e non più l'emittente. E lo vado a cercare. E lo vado a cercare. Quindi uno dei grandi problemi è proprio il tipo di consumo. Okay, allora vediamo un breve tratto di questo prodotto, Adolescence. L'ultimo! Avete sbagliato casa, ve lo dico! Avete sbagliato di grosso! Polizia! Dove andate? Perché avete sbagliato? Polizia, fermo dove sei! Metti le mani belle in vista! Alza quelle cazzo di mani! Fammele vedere! In ginocchio! In ginocchio! Sono l'ispettore Bascom, qui ho un mandato. Dov'è suo figlio? Dov'è suo figlio? Nella sua camera! Che volete? Dov'è? Cosa volete da lui? È soltanto un bambino! Che volete da mio figlio? Eccoci. Jamie Miller. Che succede? Sono le 6:15 del mattino. Ti dichiaro in arresto con accusa di omicidio. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Signor Miller! Signor Miller, la dovrò arrestare per intralcio alla giustizia. La smetta, per favore. Ecco, e come prodotto in sé, professore, cosa è stato? Cosa rappresenta? Rappresenta intanto il fatto che è un prodotto fortemente inglese, le scuole sono inglesi, le famiglie sono inglesi, il paesaggio è inglese, ma deve essere distribuito in tutto il mondo, i famosi 137-149 paesi, come racconta Moretti in un film. Cioè, è un tema universale, il tema è un tema delicatissimo, quello dell'adolescenza e della impossibilità di capire fino in fondo che cosa succede nella mente, nel comportamento degli adolescenti, ambientato in un luogo però globalizzato, cioè e tutto il mondo si deve riconoscere in questo problema. Poi ovviamente c'è anche la tecnica di scrittura, c'è il famoso piano sequenza che caratterizza la scrittura televisiva, ma c'è, a mio parere, soprattutto questo puntare su un tema universale trattato in maniera fortemente drammatica, ma che però ha colpito e ha suscitato un grandissimo dibattito, una grandissima attenzione, a partire da un prodotto di fiction che dovrebbe essere appunto una storia inventata, che però è più vero del vero. Senza forse. Sconti, anche in modo abbastanza crudo, insomma. Va bene, allora con questa puntata si conclude questo breve ciclo di episodi nostri sulla storia della radio e della televisione italiana, con i programmi che hanno più significativi. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, grazie di cuore al professor Simonelli per la sua autorevole presenza, al nostro regista Emanuele Carpella. Alla prossima, grazie a tutti, arrivederci.